Vezzato Vincenzino Ugo e ritira il riconoscimento il signor Boer Andres. Nasce a Chions il 16 gennaio 1949. Il 2 aprile dello stesso anno, quindi pochi mesi, con la madre raggiunge il padre emigrato in Argentina. Con il padre Giuseppe e il fratello Victor conduce un'impresa di costruzioni stradali. Da 20 anni segue gli emigranti friulani in Argentina e collabora con le istituzioni e le associazioni di volontariato italiane in Argentina, soprattutto per aiutare le persone in difficoltà. Nell'88, nel complesso edilizio della sede dell'azienda familiare, realizza gli spazi utili per accogliere il segretariato e fasce di Quilmes e 2 mini alloggi messi a disposizione delle fasce per le necessità istituzionali. Molte sono le persone e gli enti che hanno beneficiato del suo aiuto. Il suo impegno e la sua generosità non sono mai mancati e per questo è molto ben voluto e stimato dai corregionali in Argentina e dalle istituzioni locali. Dal 2006 ricopre la carica di vice console onorario di Quilmes. Per il suo impegno ha avuto 2 significative onorificenze: Cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana e quella pontificia di Cavaliere di San Silvestro Papa. Da circa 15 anni ricopre l'incarico di coordinatore delle fasce per l'America Latina. La motivazione è la seguente: per aver considerato i suoi corregionali immigrati in Argentina sempre al centro del suo impegno sociale nei numerosi enti in cui era socio e per l'abnegazione con cui attualmente svolge i suoi compiti di vice console onorario a Quilmes, mostrandosi sempre disponibile ad aiutare chiunque sia in difficoltà con encomiabile spirito altruistico.